In prossimità dell'avvento della stagione estiva, ascoltiamo i consigli e le raccomandazioni del dermatologo Carmelo Sgarito a non esporsi troppo al sole e farlo soprattutto con intelligenza. Vediamo. Dottore Sgarito, l'estate è alle porte, come ogni anno ci sono delle raccomandazioni da fare per chi si espone al sole e lo fa per anche diverse ore. Certo, è diciamo tra l'altro maggio è il mese della prevenzione del tumore alla cute. Ci sono delle raccomandazioni che vanno rinnovate con forza e determinazione perché ahimè in questi mesi si è anche visto un incremento purtroppo dei tumori della pelle anche per i ritardi diagnostici dovuti purtroppo alla pandemia. Quindi quello che dobbiamo sottolineare sono dei concetti semplicissimi. Il primo, non esporsi al sole in maniera, diciamo, selvaggia, pensando di, come dire, abbronzare la pelle nei weekend come se fosse un pollo arrosto, quindi non è assolutamente una modalità di esposizione corretta. La modalità di esposizione corretta è diciamo, recarsi in spiaggia nelle ore più diciamo, lievi come il irraggiamento solare, quindi nelle prime ore del mattino o nel secondo pomeriggio, questo proprio per abituare la pelle appunto alle radiazioni ultraviolette in modo tale che appunto la gradualità consenta che la pelle si possa abituare. Dopodiché le norme comportamentali prevedono anche l'applicazione dei solari perché il sole rappresenta uno degli elementi più importanti, se non determinanti, nell'insorgenza delle lesioni diciamo cancerose e quindi praticamente andrebbe fatta proprio questa fotoprotezione perché è proprio dalle ustioni, dagli eritemi solari, dalla bronzatura tra virgolette selvaggia che possono maturare le condizioni per lo sviluppo di una neoplasia, quindi bisogna del tutto evitare appunto che la pelle subisca queste diciamo queste ustioni. Purtroppo negli ultimi anni si è assistito proprio a una vera e propria escalation dei tumori alla pelle. Perché c'è questo aumento? E questa è una domanda veramente interessante che meriterebbe anche di essere approfondita e a mio avviso meriterebbe anche di essere approfondita con quella che è la governance della sanità, perché se malgrado ecco, un incremento veramente spaventoso, io nel mio ambulatorio registro nel mese di aprile ben 4 melanomi maligni, quindi qualcosa di allarmante, e mentre sugli altri tumori sono state accese le luci giustamente della prevenzione, parlo per esempio del tumore al seno o del tumore del collo dell'utero, del tumore tiroideo, del tumore del colon retto, quindi oggi si sono fatti anche passi in avanti da gigante nella prevenzione. Purtroppo in questo campo c'è una sottovalutazione, c'è anche una sottocultura e c'è anche una incoscienza diffusa soprattutto nelle fasce giovanili dove chiaramente non c'è neanche come dire contezza che da un nevo che sembra qualcosa di innocuo possa partire un tumore che non dà scampo per il quale purtroppo oggi non c'è una terapia perché ci sono delle terapie sperimentali e quindi l'unica terapia è la prevenzione, cioè a dire ecco ritornando al discorso della prevenzione anche quella è una norma comportamentale importante. Prima di esporsi al sole bisognerebbe fare un check-up della pelle per capire se ci sono per esempio delle lesioni sospette, se ci sono dei nevi a rischio. Ecco, il controllo della cute dovrebbe essere un'abitudine proprio in questo senso e come dicevo poc'anzi la governance sanitaria, le istituzioni sanitarie dovrebbero anche favorire un programma di diciamo diffusione, anche di sensibilizzazione, quello che stiamo facendo anche in questo momento, cioè di divulgazione proprio di questa materia che, ripeto, oggi sembra essere messa un po' in secondo piano rispetto ad altre problematiche.